Allora, questa sera siamo qua alla Casa dei Beni Comuni, venerdì 6 aprile, in questo nuovo spazio che ha aperto a Treviso, diciamo, da novembre, e che è uno spazio che cerca di fare qualcosa attorno alla cultura in tutte le sue arti, dalla poesia alla musica, e in questo specifico contesto di questa sera siamo qui per un incontro poetico in cui sono ospiti Gerardo De Stefano e Serse Cardellini. Gerardo è da Strano, Treviso, mentre Serse Cardellini arriva da Pesaro, e sono due giovani poeti che però hanno già scritto abbastanza. Facciamo adesso due domande a questi due giovani poeti. Cominciamo da Gerardo De Stefano chiedendogli: Gerardo, cosa vorresti trasmettere riuscire a trasmettere con la tua poesia, con le tue poesie? Beh, insomma, spero quello che mi interessa è dare un significato che sia ben oltre il luogo comune. È una cosa che mi interessa di più, poi spero comunque di leggere le poesie e di far capire cosa intendo, e andare oltre quello che è il luogo comune, che è il pensiero dominante delle persone contro il capitale, contro il lavoro organizzato, e speriamo che la gente capisca che le cose devono cambiare. Bene. Mentre poi abbiamo Serse Cardellini, che oltre ad essere poeta, scrittore e filosofo, è anche colui che ha avuto l'idea di questa nuova casa editrice, di questa nuova realtà poetica che si chiama Tauma Edizioni, che praticamente ha preso, ha colto quali erano gli aspetti negativi della realtà poetica italiana, dell'editoria poetica italiana, e ha cercato di fare un esperimento nuovo nella realtà moderna. E quindi vorrei fare a Serse una domanda proprio sulla Tauma Edizioni, di cui lui è fondatore ed anche presidente. Prego. Sì, la realtà di Tauma è innanzitutto una realtà associazionistica, un'associazione che si occupa di editoria, specialmente di editoria filosofica e poetica. E il tentativo è di mettere ovviamente in piedi una rete di contatti tra scrittori, perché Tauma è una realtà autogestita, autofinanziata, autodistribuita, insomma è tutto un'auto, per intendersi, possiamo dare anche le patenti di guida fra un po'. Questo per dire che ovviamente siamo degli squattrinati, come lo sono tutti i poeti, con però un vantaggio, che è quello di essere riusciti a comunicare tra di noi, secondo me in modo abbastanza dignitoso, insomma, ecco, di regione in regione, di poeta in poeta, di scrittore in scrittore. Io penso questo. Altro, una cosa che mi sta molto a cuore ultimamente è la collana poetica itinerante. Ecco, questo che è una collana un po' atipica, anomala, perché individua uno o più curatori distribuiti in ogni regione d'Italia. Ecco, questo ci permette appunto di fare rete nella poesia. I curatori si preoccupano di incontrare scrittori, di far sì che gli scrittori tra di loro si conoscano, di individuare luoghi fisici dove portare e fare poesia, come oggi qui, e anche di individuare quelle che sono le possibili, ovviamente, librerie, comunque luoghi in cui anche proporre e vendere dei libri. Ecco, tutto appunto in maniera molto familiare, in questo senso, e casareccio. Grazie.